Ora la crisi della Fiera di Cagliari. Tra meno di un mese aprirà i battenti la tradizionale esposizione, ma dopo la soppressione dell'ente da parte del commissario straordinario della Camera di Commercio, il futuro si fa incerto per le attività e i dipendenti, soprattutto a causa dei bilanci appesantiti dai debiti. Ottavio Pirelli. L'ente Fiera di Cagliari non esiste più, soppresso dal 24 marzo, ma sul suo sito la data della 68esima Fiera Campionaria della Sardegna è pubblicizzata con grande evidenza dal 23 aprile al 2 maggio e d'altra parte lo stesso atto di soppressione dell'ente dice con chiarezza che le manifestazioni già programmate non sono in discussione in attesa del rilancio per la scricchiolante struttura della tradizionale Fiera Campionaria. L'ultimo grido d'allarme in ordine di tempo si è levato dalla Confartigianato che con il presidente del Sud Sardegna, Luca Murgiano, chiama le associazioni di categoria alla responsabilità per le scelte di dirigenti da esse stesse nominati in passato. Un richiamo pesante in queste settimane in cui lo stato di salute dell'ente è apparso sempre più grave fino alla decisione del commissario della Camera di Commercio di Cagliari, Paola Piras, di sopprimerlo. Sulla decisione pesa il giudizio del Collegio dei Revisori che, esprimendo parere negativo sul bilancio per il 2016, definiva antieconomica la gestione della fiera. Si parla di un buco vicino al €1.000.000. L'orizzonte si fa incerto, insomma, non solo per i 17 dipendenti dell'ente ormai soppresso, ma anche per il futuro stesso della struttura fieristica di Cagliari, per la quale, nella stessa determinazione di soppressione, il commissario straordinario parla della necessità di un piano di rilancio di cui per adesso però non c'è traccia.